Anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, per l'ennesima volta, a quanto pare, viene sbugiardato James Tont Sala, come l'abbiamo chiamato ieri, il sindaco, ancora per poco, per fortuna, di Milano, e tutti i James Tont sempre pronti ad additare l'uomo in divisa, l'agente delle forze dell'ordine, come colpevole. Sì, perché in queste settimane, ovviamente, anche sulla scorta del caso Rami, ha preso piede, oltre ogni livello di guardia ragionevole, la retorica appunto anti forze dell'ordine, con tutto il bel mondo progressista che tendenzialmente vive e svolge la propria vita professionale e relazionale nelle ZTL, e quindi non si imbatte quotidianamente, diciamo, nell'emergenza sicurezza che è diffusa in altre aree urbane, ma comunque in queste settimane è stato tutto un ribadire l'automatismo per cui un agente delle forze dell'ordine va indagato appunto automaticamente se compie un atto che va al di là di passeggiare, fondamentalmente espletando il proprio dovere. E soprattutto nella fattispecie sul caso Rami è stata emessa nel circo politico-mediatico della gauche caviar già la sentenza di condanna sostanzialmente, o comunque ci si è sbilanciati molto. James Tont Sala ieri ci aveva reso edotti che insomma i carabinieri avevano addirittura inseguito di notte per 20 minuti questo scooter che aveva violato un posto di blocco e procedeva a velocità folle contromano, citandola come una cosa anomala, non come una cosa meritoria o comunque dovuta da parte delle forze dell'ordine. Perfino l'ex capo della polizia Gabrielli, ahimè, che attualmente impegnato in politica a sinistra, aveva avuto da ridire sulle modalità dell'inseguimento. Poi c'è stata Ilaria Salis, ma lei sapete, vabbè, che ha un rapporto particolare, diciamo, con la cornice legale e il rispetto della legge. In TV Marta con l'Od di potere al popolo a dritto e rovescio ha detto chiaramente i carabinieri l'hanno ammazzato, così come fosse assodato, come fossimo dopo il terzo grado, non in una fase iperpreliminare. Nel frattempo cosa succede? Succede che filtrano le prime notizie dalla Procura di Milano che si sta occupando del caso. E rullo di tamburi, per i PM di Milano l'inseguimento dei carabinieri sarebbe stato regolare, ed è una fonte abbastanza insospettabile dal punto di vista dei loro signori, perché loro signori ci hanno insegnato che qualunque verità, indiscrezione, tesi provenga da ambiti giudiziari, soprattutto delle procure, soprattutto alla Procura di Milano, equivale più o meno al Vangelo, no? Allo stesso spessore dogmatico delle bolle papali. E beh, in questo caso dalla Procura di Milano ci dicono che l'inseguimento era regolare, che non ci sarebbe stata alcuna violazione di regole, di protocolli o di norme penali nelle modalità dell'inseguimento stesso. L'unica norma a cui si fa riferimento per descrivere una dinamica abituale e corretta è l'articolo 55 del Codice di procedura penale, secondo cui la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, cioè sostanzialmente se io ho un posto di blocco e procedo a velocità folle contromano, è dovere della polizia fermare questi soggetti e impedire che ci siano conseguenze ulteriori.
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. L'applicazione della legge penale. Ora sembra una serie di ovvietà che le forze dell'ordine debbano occuparsi di questo, no? In un paese civile, riscontrare se c'è un reato in corso, impedire che venga protratto e ne vengano commessi altri, assicurarne gli autori alla pubblica sicurezza. Ma visto che tutto questo da settimane è in discussione, dalla Procura di Milano, citando l'articolo 55, ribadiscono l'ovvio, perché se la polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine non possono nemmeno aprire gli occhi davanti a un reato, inseguirne l'autore, metterlo in condizione di non reiterare il reato stesso, ci si chiede a cosa diavolo esistano le forze dell'ordine, o meno, forse ora che se lo chiedano tutti i James Tont di casa nostra, che avevano già emesso una sentenza, modalità barbara di per sé, con delle dichiarazioni anche sballate nel merito. Ci dice appunto ora la procura che sta indagando, che farà tutte le verifiche del caso, vedremo come si svilupperà il caso. Ciò detto, non solo non ci sono colpevoli, al momento ci sono agenti delle forze dell'ordine che hanno fatto il proprio dovere. Grazie a tutti, a lunedì. Tra un manifesto e lo specchio